ringrazio, mi scuso, ma è tutta colpa di Marco Marini, perché mi ha tenuto a fare una lunghissima conferenza stampa e poi ho dovuto fare una photo opportunity con tutti i 55 candidati. Qualcuno ha voluto farla di diritto, di rovescio, in ginocchio, c'era qualcuno alto e l'ho fatto sedere perché sennò diamo troppo il modo di descrivermi male. Allora, abbiamo una certezza dentro il cuore, che siamo in campo per combattere una battaglia giusta, una battaglia della libertà. E siccome siamo tanti giovani, vi voglio dire una cosa che è fondamentale. Di tutte le missioni che uno può darsi, quella più alta e più nobile è la difesa della libertà, perché senza libertà l'uomo non è più un vero uomo. Vai Silvio! Allora, siamo in campo in 7 regioni e abbiamo la voglia di affermarci in almeno 3 di queste regioni. Il Veneto è al primo posto nella classifica, si è governato bene, Zaia è una persona leale, onesta e capace e quindi credo che il buon senso dei cittadini veneti, l'intelligenza dei cittadini veneti non possa fargli mancare la riconferma affinché possa mettere a disposizione del Veneto anche l'esperienza di questi suoi anni di governatorato. Per quanto riguarda invece il nostro futuro di italiani, sto con questa presenza mia nelle 7 regioni che vanno al voto, iniziando un mio giro d'Italia in tutte le province d'Italia per parlare ai giovani soprattutto, per parlare a tutti gli azzurri, per far sì che possa affidare a loro una missione di libertà e di democrazia che è molto importante, direi che in questo momento è una missione fondamentale per noi che siamo cittadini d'Italia, di convincere quei moderati che già votano per i partiti del centrodestra a imparare a votare, a imparare ora a votare per Forza Italia, ma in un prossimo futuro, quando avremo costruito quello che ho indicato, solo per fare un esempio, come il Partito Repubblicano sarà il partito degli italiani di buon senso, di buona volontà, il partito degli italiani che vivono del proprio lavoro, il partito degli italiani che amano la libertà e che vogliono restare liberi, quando ci sarà questo partito a dare il voto a quel partito soltanto. Dal 1948 ad oggi noi moderati, ho detto, non abbiamo mai imparato a votare. Molti voti sono andati ai piccoli partiti, vi posso garantire, essendo stato a Palazzo Chigi a capo di una coalizione, che la cosa fondamentale che era da fare, tante cose abbiamo fatto, 36 importanti riforme che vanno dall'alta velocità, tante cose, l'azione della sinistra, sì la magistratura, sì i giornaloni, ma l'ostacolo che non siamo riusciti a superare è stato quello dei piccoli partiti che ora l'uno, ora l'altro non ci stavano, toglievano i loro voti, ci facevano perdere la maggioranza in Parlamento. Ci fu sempre bisogno di 5 partiti, lo sapete, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Socialdemocratico, il Liberale Repubblicano, anche loro andavano al governo, sulle cose importanti si litigavano e non avevano i voti per far passare la modernizzazione dell'Italia. In cosa consiste questa modernizzazione? Consiste in un'assoluta, profonda riforma della macchina dello Stato, della burocrazia, che oggi pone troppe difficoltà a chi lavora e offre purtroppo tante occasioni di corruzione
perché l'ho appena riportato in conferenza stampa, se viene un terzo di quello che tu guadagni per i servizi che lo Stato ti dà, ti sembra giusto. Se chi chiede il 50% comincia a sembrarti troppo, ma se ti chiede, come chiede alle partite IVA, agli artigiani, alle imprese, il 70% di quello che guadagni, ti sembra un furto, un'appropriazione indebita. E allora bisogna cambiare il fisco. Per cambiare il fisco bisogna tagliare le spese della macchina dello Stato e trasformare questi risparmi in diminuzione delle tasse. Perché nella sua natura, nella sua cultura, c'è sempre prima di tutto, uno, la conquista del potere, due, il mantenimento del potere, tre, l'espansione del potere. E sapete come si può fare e come si fa l'espansione del potere? Aumentando la spesa pubblica, facendo tante aziende, aziendine dove mettere i loro amici. Ci sono migliaia di aziende in Italia, il 20% di queste aziende, l'ho ricordato poco fa, ha più consiglieri che dipendenti. Incredibile ma vero, il 10% non fa assolutamente nulla, sono poltrone dove mettere le proprie clientele per conservarsele. Bene, tutte queste considerazioni sono delle considerazioni che dovete tenere dentro e mi permetto, vedendo voi tanti giovani, di dirvi quello che io imparai a 12 anni, seconda media, dai Salesiani a Milano, da un giovane sacerdote che era riuscito a scappare dalla cortina di ferro e ci raccontava tutto ciò che succedeva nell'Unione Sovietica. Una cosa, non sto a raccontarvi le cose, qualcuna forse raccontata sul libro nero del comunismo edito da Mondadori, che consiglio di leggere. Bene, lui ci spiegò in sintesi, e vorrei che anche voi lo ricordaste, che cos'era e che cos'è il comunismo. Il comunismo è sempre stato venduto come qualcosa di buono, come un bene, anzi il bene assoluto. È la Gerusalemme celeste calata in terra, una società senza classi sociali, senza lotte di classe, dove ciascuno dà secondo la propria capacità di lavoro e prende secondo i propri bisogni. Essendo il bene assoluto, è qualche cosa che i popoli di ogni paese devono aspirare a raggiungere. Per arrivare alla foce del mare, al bene assoluto, c'è un fiume, una corrente che si deve percorrere. Chiunque, dice l'ideologia comunista, si opponga allo scorrere di questa corrente verso il bene assoluto deve essere eliminato fisicamente. Sono 120 milioni le vittime del comunismo e siccome è basato su questi principi e sull'invidia sociale, chi è stato comunista, credetemi, non può assolutamente cambiare. È per questo e la nostra battaglia, soprattutto per voi giovani, per il vostro futuro, deve essere una battaglia in cui dobbiamo credere fortissimamente. E la missione che io vi ho assegnato, vi assegno e assegnerò andando in tutte le province d'Italia sarà quella di convincere chi come noi vive del nostro lavoro, i moderati, uno, quelli che vanno a votare, a imparare a votare per quella formazione politica, vedremo come si chiamerà, che starà sotto il grande ombrello della libertà e della democrazia. Quelli che non vanno a votare, che non sono di sinistra, perché quelli di sinistra vanno tutti a votare, dovete convincerli che non votare è una colpa grave, è un reato contro i loro stessi interessi, contro i loro figli, contro l'Italia. Abbiamo del tempo prima delle prossime elezioni nazionali, credo che non si andrà alle elezioni perché quelli che siedono in Parlamento hanno troppo piacere e soldi e vogliono restare lì,
le avremo nel 2018. Abbiamo 2 anni e mezzo per trasformarci tutti in missionari della democrazia e della libertà e per arrivare a contattare e a convincere tutti coloro che come noi amano la libertà e vogliono restare liberi a imparare a votare e a fare dell'Italia una vera democrazia che possa essere tale da diffondere il benessere, da uscire dalla crisi, da avere un grande sviluppo e da garantire ad ogni cittadino di essere sicuro delle proprie idee, dei propri beni, dei propri ideali, dei propri diritti, della propria libertà, cosa che oggi non è. A tutti voi un ultimo augurio, auguro a tutti voi di poter vivere in un'Italia nella quale ciascuno possa realizzare i sogni e i progetti che porta nel cuore e nella testa per sé e per le persone che ama. Silvio! Presidente!